Va ora in onda Crossroads, nuovi suoni e grandi storie. Vittorio Le Donne racconta gli artisti e le tendenze che cambiano la musica. Ed eccoci qua, benvenuti carissimi ascoltatori di Radio Libertà e bentornati su Crossroads. Oggi puntata numero 20, 20ª puntata, un traguardo incredibile. Sembra veramente ieri quando abbiamo iniziato questo percorso incredibile. Ed oggi proprio per questo ho deciso di portare una puntata speciale che più che raccontare delle canzoni in sé per sé racconta di storie, di cultura e di tradizioni, ovvero quella che è il grandissimo mondo della musica popolare, folk e in molti casi anche per quanto riguarda certe canzoni anche tribale. Quindi sarà un viaggio, come dire, abbastanza importante lungo tante diverse culture che hanno generato delle musiche incredibili che soprattutto ci ricordano quello che è il valore maggiormente culturale della musica in questione. Quindi, detto questo, non perdiamo tempo, andiamo con la prima canzone direttamente dall'Africa con Hasili della African Tribal Orchestra. Minutaggio. Perfetto. Ed eccoci tornati dopo questo primo pezzo direttamente dall'Africa, un viaggio diciamo che inizia da quello che è sono i primi passi dell'umanità e attraverso quello che è il primo continente dove si è formato una comunità umana stabile e che si riunisce in gruppo. Ed è appunto proprio in queste comunità che va a nascere quelle che sono le prime tradizioni sia musicali che diciamo
artistiche in primo luogo, sia quindi quella della danza, quello della musica e così via dicendo. E queste tradizioni sono veramente fondamentali, perché sono in primo luogo un modo in cui si tramandano cultura, tradizioni e storie che servono per portare avanti quelli che sono le quelle che sono le tradizioni di una comunità, e sono fondamentali anche perché iniziano a creare come dire, quel folklore che crea e fa nascere una tradizione. E quindi è molto legata ai primi culti religiosi che si vengono a formare. La danza e la musica appunto servono in tutte quelle che sono le fasi della vita dei primi esseri umani, appunto, che in Africa vi abitano e poi vi sono rimasti, ecco, e che si vanno e in quelle culture, tradizioni che ancora appunto in Africa ne vivono del contesto tribale. Appunto le prime tradizioni, quindi le prime religioni si vanno a formare qui, e la musica è un qualcosa di fondamentale per discendere e far tramandare quella che è la cultura di un popolo. Appunto la musica, la danza, i riti in mezzo al fuoco che ci sono appunto nel sistema tribale portano avanti quelle che sono per secoli il modo di tramandare la cultura da padre in figlio e da generazione a generazione. Servono in tutte le fasi della vita appunto della tribù, dalla nascita, quando appunto la musica, la danza si benedivano, si auguravano insomma una buona sorte ai nuovi nascituri. Lo si faceva durante le varie fasi della vita, ad esempio quando un uomo raggiungeva una certa età e doveva appunto passare da essere un ragazzo appunto ad essere un uomo, e la musica faceva parte anche di questi riti che ne componevano poi le tradizioni delle varie tribù appunto africane. E non solo, servivano anche nei momenti più, diciamo, più quotidiani, ad esempio, essendo appunto loro ancora dei cacciatori e raccoglitori, appunto molte tribù in Africa lo rimangono ancora. Basti pensare dalle tribù appunto che ci sono in Namibia, appunto nell'Africa del Sud, o in quella orientale in Kenya, e un po' sparse in tutta quella che è l'Africa equatoriale. Appunto e la musica era un modo anche per celebrare quello che poteva essere dei successi della vita quotidiana, appunto come una caccia a buon fine. Però questa musica non è rimasta confinata solamente lì, perché ha fatto un lungo viaggio attraverso l'Oceano Atlantico, appunto tra il 1600 e il 1700. Ed appunto attraverso la terribile tratta degli schiavi atlantica che ha portato le popolazioni, soprattutto dell'Africa occidentale, in America, dove qui hanno portato le loro tradizioni e la loro cultura. Appunto fondamentale ne è quella musicale, che è stata fondamentale per appunto per sopravvivere alla vita che avevano nelle nuove terre americane. E appunto è nelle piantagioni di cotone dove si va a sviluppare quella che è il primo seme di quello che sarà la musica di tutto il 1900. Appunto i generi musicali che noi oggi ascoltiamo, che riteniamo parte della nostra quotidianità, nascono appunto da quelle antiche tradizioni. Per chi tra quei poveri
schiavi ed ex schiavi, anche perché poi la vita non è migliorata immediatamente subito dopo l'abolizione della schiavitù, trovavano nella musica quella piccola via d'uscita, molte volte anche solamente a livello mentale, per poter sfuggire per un po' alla loro situazione. Ad esempio il blues, che è uno dei generi più antichi e più belli che sono nati nel continente americano, è proprio figlio di questo, è figlio di quei canti, di quel ricordo degli antenati, di quelle tradizioni che sono state portate dall'Africa e che sono state poi riadattate attraverso il mondo in cui vivevano i primi grandi bluesmen, appunto Robert Johnson, forse quello più famoso tra tutti, e che anche ha scritto la magnifica canzone che poi è il titolo e la sigla di questo programma. Quindi la musica tribale, appunto africana, è riuscita a sopravvivere, ad evolversi in una maniera unica, e che ha influenzato tutto quello che è la storia della musica contemporanea, dimostrando che partendo da qualcosa di piccolo che serviva a rimandare le tradizioni del proprio popolo, è diventato qualcosa di enorme che ha influenzato la musica di tutto il Novecento, e quindi una dimostrazione di come sia molto di più per le persone che ancora vivono seguendo uno stile di cacciatori-raccoglitori, è ancora molto di più perché è un ricordo negli antenati, ha un forte valore religioso, insieme anche alla danza, e serve per celebrare quello che è il percorso il ciclo della vita. Quindi ricordandoci magari a noi che quella vita l'abbiamo superata da molto tempo, che il valore, come dire, quello che è il valore più alto della musica non si ferma solamente al mero intrattenimento, e che può essere qualcosa di molto di più. E proprio per questo, appunto, ora andiamo con la seconda canzone, che, scusatemi, dovrò leggere perché purtroppo il mongolo non lo conosco. Shige Shirijin Hai di Rowan Lee Hartkisser.
Oh, ed eccoci tornati qui con la seconda canzone, appunto, che ci porta dalle savane dell'Africa nelle fredde steppe della Mongolia, e dove la musica anche qui ha un valore davvero enorme. Lo ha per le persone che abitano il paese asiatico in maniera davvero prominente, perché i bambini in Mongolia lo è stato per millenni e per secoli, ma lo è ancora tuttora nelle zone più rurali, fanno due cose ancora prima di imparare a camminare, ed appunto imparare a cantare e con il loro canto molto gutturale, molto riconoscibile, e imparare ad andare a cavallo, che sono due delle cose fondamentali della cultura mongola, che settano quello che è la vita dei giovani mongoli, soprattutto nei secoli. Ha creato una generazione di guerrieri che hanno forgiato un impero che è tra i più grandi della storia. E la musica in tutto questo ne ha una grande valenza e una grande importanza, appunto perché è una delle principali espressioni della cultura, appunto della cultura mongola. E con le canzoni si ricordano le grandi gesta del passato, con la musica si ricorda le grandi gesta del passato, e sono gesta veramente importanti, appunto, di un popolo che è riuscito a dominare quasi tutta l'Asia e gran parte dell'Europa orientale e del Medio Oriente, e che è riuscito a portare parte della loro cultura anche al di fuori di quella che sono i territori mongoli originali, appunto. Ad oggi, oltre appunto ai confini politici dell'attuale Mongolia e quelli della regione autonoma cinese, ci sono popolazioni mongole che tuttora vivono appunto ad esempio nelle steppe della Siberia, ad esempio, e che continuano a portare avanti il loro eredità e la loro cultura. E questo qui avviene soprattutto anche attraverso la musica, in questo modo molto particolare di fare musica, appunto questo canto molto gutturale, l'utilizzo soprattutto di flauti e di poi strumenti particolari che hanno tipici di quella regione, appunto, che creano e permettono di avere un suono molto molto unico e autentico, e tutto questo serve appunto per tramandare quella che è una storia antica e molto molto importante, appunto, per appunto per i giovani mongoli imparare a suonare, a imparare a cantare e imparare quella che è la loro musica tradizionale è un modo per riconnettersi con con quella che è la loro storia passata. Una storia che li ha visti appunto anche loro vivere in maniera molto forte quello che è il mondo tribale, e per molto tempo anche quello di una religione e di culti che sono appunto molto collegati a quello che è la natura e sono i cicli naturali. E appunto la musica è era uno dei modi per connettersi appunto con le loro divinità ancestrali.
e quindi ne avevano una grandissima valenza a livello religioso. E questo si collega a qualcosa di molto più grande, perché appunto la musica non rimane solamente un modo per, diciamo, per creare un senso di comunità, ma crea una cultura vera e propria, perché appunto, come vi dicevo prima, il giovane mongolo anche oggi, nelle zone più rurali della Mongolia, nasce e subito dopo essere nato impara appunto a fare queste due cose che sono fondamentali e sono anche molto legate, appunto, che sono l'andare a cavallo, quindi un simbolo distintivo della cultura mongola che ne racconta anche il valore e la virtù dei guerrieri, appunto, di chi arriva dalle steppe, appunto non solo i mongoli, ma tante altre popolazioni delle steppe hanno avuto un legame fortissimo con questo animale che è quasi un simbolo di nobiltà, appunto. E appunto la musica che permette di raccontare quella che è una storia antica e decisamente gloriosa. Quindi appunto si va a raccontare attraverso i canti popolari quella che è la storia, oltre a quella più folcloristica, appunto, dove si vanno a ricordare le antiche divinità della natura legate ai cicli e agli eventi naturali, appunto, dalle foreste, dalla vegetazione ai vari animali che ne componevano il Pantheon, ad la storia, diciamo, quella più viva e terrena, appunto, delle grandi conquiste. Quindi ci sono canzoni che ricordano le grandi vittorie di Gengis Khan, che è forse il guerriero più famoso della storia mongola, ma non solo, la storia dei grandi regni e dei grandi imperi come l'Orda d'Oro, appunto che ha conquistato e mantenuto i territori da Kazan in poi, in quelli che oggi è lo stato della Russia, e che quindi ricordano dei tempi in cui la Mongolia era un impero che dominava gran parte delle terre conosciute, e che nonostante poi un ibridarsi con i territori conquistati, appunto, come quello cinese ad esempio, dove per secoli l'impero mongolo ne ha dominato quasi tutti i territori della Cina odierna, ma non solo, importantissime culture mongole si sono fuse con parti, diciamo, più turcomanne, e si sono un po' influenzate a vicenda, appunto, come nell'esempio dell'impero dei Timuridi, che nasce dalle ceneri, appunto, di quelli che erano i domini degli imperi mongoli in quella zona delle tribù turcomanne e poi anche della Persia, e anche appunto dei territori russi, dove diciamo è più ricordato anche per aver preso e mantenuto per secoli grandi città, appunto, come Kazan. E tutto questo serve appunto come un valore quasi storico e culturale, appunto il ricordo di quello che è una tradizione, una storia che è passata, ma è decisamente importante per la storia mongola. E, diciamo, essendo un paese che ha vissuto comunque quasi un secolo di dominio sovietico, che ha sempre cercato di un po' limitare, se non erodere, quella che è la storia e la cultura mongola. Il canto e la musica diventano un ottimo modo per rimanere saldi sulle proprie radici e per ricordare
la propria storia e il proprio vissuto. E appunto per questo ci dimostra ancora di più come magari per noi europei si fatica ancora a riconnettersi con quello che è il valore più culturale appunto, della musica, e la si bolla ormai più come intrattenimento che come arte o come mezzo di diffusione culturale. Però per chi è ancora magari legato a una vita più rurale, più tribale, anche nel caso della Mongolia, questo è un modo molto importante per ricordare il loro passato. Ora però tra poco quindi andremo a fare una piccola pausa. Prima di andare, appunto, vi do una piccola anticipazione di quello che verrà dopo. Quindi avremo una canzone che è una... aspettate, abbiamo un messaggio. Buongiorno, sono Roby da Brescia, la tua trasmissione Cultura, complimenti, grazie. Roby, bentornato, sono felice che la trasmissione ti piaccia, che appunto che abbia un riscontro positivo. Quindi volevo raccontarvi un po' in breve quello che avremmo discusso dopo, però comunque si dà priorità ai messaggi che arrivano dal nostro pubblico, anche perché lo facciamo per voi, quindi il vostro feedback è sempre molto bello e molto ben accetto. Ti ringrazio molto, spero che anche la seconda parte ti piaccia, e ora andiamo con una piccola pausa. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Ed eccoci tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, dopo questa breve pausa. Direi di non perdere altro tempo e di andare subito con la prossima canzone, Together Again di Eddie Harrier.
Oma Chenea Otana Chenue Oma Chenoa Eya Chena Meha Oa Ed eccoci tornati, ascoltatori di Radio Libertà, con questo pezzo appunto che elogia e è un racconto della tradizione appunto della musica dei nativi americani, diciamo un gruppo etnico da cui mi sono molto appassionato dopo la visione di un film quando ancora avevo credo 5 anni, che era Coda Fratello Orso, che è stato uno dei, diciamo, dei film che mi hanno spinto ad appunto ad appassionarmi e a cercare più curiosità possibili e saperne di più su questa cultura straordinaria, che appunto ha molte similitudini in realtà con quella africana, appunto, dove un accento molto importante lo si ha soprattutto appunto, sul ricordo degli antenati, che diventano non quasi una venerazione religiosa, ma quasi. E appunto sugli spiriti della natura che sono fondamentali appunto nella cultura dei nativi americani. Famosi appunto sono i vari totem che rappresentano le varie rappresentazioni di animali, che poi sono anche, diciamo, quelli che si attribuiscono appunto per come una loro seconda identità, i nativi americani stessi. Appunto molti tra i più famosi hanno i nomi di personaggi afroamericani, hanno nomi che sono collegati a degli animali, e anche qui la musica ha una funzione rituale molto importante, ma qui è ancora di più messo l'accento su quello che è l'importanza della comunità, e quindi c'è quasi sempre questi canti sono corali tra tutti i membri della comunità nativa americana, che appunto che attraverso la musica ricordano soprattutto gli antenati e chiedono protezione e benedizioni per la loro famiglia e la loro comunità e la loro tribù. E appunto soprattutto è importante specificare che in questo caso si parla soprattutto dei nativi americani nel Nord America, che quindi c'è una distinzione molto importante poi tra quella che possono essere di quelle delle società mesoamericane del centro e del Sud America, che appunto magari avevano già iniziato a formare delle civiltà più inerenti alle nostre, appunto con città, regni e strutture sociali maggiormente simili a quelle che diciamo a quelle nostrane europee, appunto che si sono costruite nel tempo. Invece quelle dei nativi americani è rimasta per secoli una civiltà molto legata appunto al significato di comunità e di tribù, appunto perché rimasero per moltissimo tempo dei cacciatori e raccoglitori, e appunto la musica aveva un importante valore soprattutto rituale, era importantissima per prima delle battute di caccia, diciamo servivano insieme alle danze e ai riti appunto degli sciamani per propiziare la caccia, per avere quindi maggiore fortuna, e anche qui è importante un po' per tutta la vita del chi fa parte di queste comunità.
e ancora ad oggi è un modo per rivendicare la propria identità, per una comunità appunto che sempre di più ormai è racchiusa in famosi appunto nelle famose riserve, e che vede sempre di più la loro identità spogliata per un tentativo di assimilazione. Tra tutte le minoranze appunto degli Stati Uniti sono forse quella che più soffrono la perdita soprattutto del loro territorio, che una volta era sconfinato e immenso, ed oggi rimane rinchiuso in qualche riserva, e diciamo uno stile di vita che, vista anche la povertà molto dilagante tra chi fa parte di questa appunto di queste minoranze, vede problemi soprattutto oggi di alcolismo e di dipendenze. Quindi appunto il rimanere attaccati a queste antiche tradizioni, soprattutto tra i giovani, dove si sta ritrovando anche una rinascita anche a livello culturale di quello che di orgoglio delle proprie tradizioni. La musica anche gioca un fattore importante per un ritrovamento e un rinascimento di una cultura che altrimenti rischierebbe di scomparire del tutto, soprattutto per una cultura che è diventata in un certo senso iconica, perché anche noi europei ed occidentali ci siamo lasciati affascinare appunto da questo stile di vita visto molto in maniera molto lontana e molto distante, e anche diciamo le danze e la musica sono una delle prime cose che per forza di cose, perché le rappresentazioni che vengono fatte a livello di media ci arrivano della cultura appunto dei nativi americani, oltre ad altri media che poi ne hanno rappresentati nel corso del secolo, magari inizialmente in maniera più negativa, poi via andando avanti nel tempo con la scoperta di queste comunità, e scoprendo che poi non erano proprio loro, ecco, dalla parte sbagliata della storia, c'è stata anche una rivalutazione appunto a livello di media di questa cultura e di questo popolo molto antico, e che ancora sono molto legati a uno stile di vita appunto molto quasi preistorico, ma molto molto affascinante. E appunto questo è uno dei motivi per cui ne vale la pena riscoprire quello che è anche attraverso la musica e anche altri media che oggi ne danno una visione più veritiera, quella che è una cultura molto antica e molto affascinante, che comunque ha influenzato in maniera molto forte anche quello che è il mondo sia degli Stati Uniti che del Canada, perché molte creature del folklore nascono appunto dalla cultura e dalle tradizioni dei nativi americani, che si tramandavano ancora con la musica. Ad esempio, per chi come me è fan anche delle creature del folklore, figure come il Vendigo è appunto che nasce dalla cultura afroamericana, ma anche il Bigfoot o altre creature del folklore che appunto che nascono dai racconti che i primi coloni ricevevano dai nativi quando arrivarono nel continente nordamericano. E tutto questo è anche legato alla musica, perché molto spesso erano anche modi per mettere in allarme i più giovani di non fare determinati comportamenti, di non soprattutto tipo ad esempio non uscire di notte
oppure non uscire da soli, ecco, come nei famosi Monti Appalachi, che poi hanno influenzato anche il resto della cultura nordamericana e non in generale, anche quella più di discendenza europea. Bene, ora passiamo però dal mondo dei nativi americani a una delle più antiche civiltà che sono state protagoniste nel nostro pianeta, quindi andiamo con la canzone folk persiana Awake Dream di Melie Saedai.
Ed eccoci tornati, ascoltatori di Radio Libertà, con questo pezzo che racconta la tradizione, la cultura dell'antico popolo persiano. Un popolo che è riuscito a far sopravvivere la propria cultura nonostante appunto la calata islamica sulla Persia, che ne ha quantomeno contaminato la cultura e la tradizione. Però diciamo in molte arti appunto come la musica o come l'arte in generale, la pittura o la scultura, ne è rimasta viva quella che è l'antica tradizione persiana, una tradizione molto antica, perché in quella regione la musica appunto si sviluppa sin dall'epoca preistorica, e diciamo ne fa parte appunto anche del mito, del folklore, della nascita della nazione persiana. Appunto nella mitologia dell'antico popolo persiano e dello zoroastrismo si fa risalire la nascita della musica al re Jamshid, che appunto è questa figura mitologica che nella cultura persiana viene visto come il creatore della musica appunto di per sé. E comunque qui la musica nasce e si sviluppa poi fino nelle epoche più antiche, appunto. I primi strumenti musicali furono ritrovati nell'800 avanti Cristo e raccontano un po' quella che è l'antico culto anche legato la musica, appunto racconta quello che è l'antico culto legato allo zoroastrismo e al culto del sole, che vengono ancora raccontati in quella che è la musica tradizionale attraverso poesie, racconti e appunto opere culturali. E questo qui continua a dare vita a una cultura che è riuscita a sopravvivere nonostante il percorrere del tempo, le conquiste straniere che hanno provato anche a distruggerla questa cultura. Infatti dopo la conquista islamica molti templi zoroastriani ad esempio furono dati alle fiamme, e la cultura è quasi cultura persiana è quasi morta appunto durante le prime invasioni arabe. Ma nonostante tutto, attraverso appunto la musica e l'arte e la cultura in generale, si è riusciti a far sopravvivere quello che è un mondo e una cultura davvero antica, e che appunto ancora ad oggi, attraverso artisti che ne propongono la musica popolare, fanno tornare in auge appunto questa antica e nobile cultura che ha dato veramente tanto alla storia dell'umanità. Ed ora, anche perché siamo veramente con i tempi strettissimi, andiamo con l'ultima canzone, il pezzo Crossroads della giornata. Suhnum
God has to وكلو كردي وصويروناس وحريكس بطنيخ صخنم يجون هي God has to وكلو كردي وصويروناس وحريكس بطنيخ صخنم يجون هي. Eccoci qui tornati, carissimi ascoltatori di Radio Libertà, con il pezzo probabilmente più particolare che ho portato da quando ho iniziato questa avventura, perché vedete, si tratta di un pezzo che è stato realizzato utilizzando l'antica lingua indoeuropea, almeno quello che gli studiosi hanno ricostruito dell'antica lingua indoeuropea, che è appunto la lingua che poi ha generato tutte quelle appunto dei popoli sia europei, quindi dal latino alle lingue germaniche del nord, ma anche quelle anatoliche, quelle iraniche, quindi è una storia che dalle steppe appunto tra l'Ucraina e la Russia, dei nostri più antichi antenati che da lì sono arrivati e hanno poi portato e si sono uniti appunto alle popolazioni locali che già vivevano in Europa. E la musica non è una di quelle cose che che sono state di più influenzate anche da questo stile, perché ad esempio l'intera musica mediterranea ad esempio ne ha goduto di fortissimi influssi di quella dei popoli indoeuropei che hanno colonizzato l'Europa appunto oltre 3-4 mila anni fa. Anche di più, con le prime ondate comunque si può tornare anche più indietro, e tutto questo ha portato, come dire, alla nascita ad esempio della nostra musica popolare in Sud Italia, della musica popolare greca, anche quella rumena ne ha avuto un influsso diciamo molto forte attraverso le popolazioni della Dacia. Appunto per questo questo è un po' riportare in vita un'antica cultura che è poi la nostra. In tutta questa puntata abbiamo raccontato di come per gli altri popoli ancora ci sia un filo diretto appunto tra la cultura e quindi anche la musica delle popolazioni tribali e la loro attualità, appunto, con dei mondi tribali che ancora sopravvivono, soprattutto tra le comunità appunto nativo-americane, mongole o africane, e questo qui invece porta a riscoprire quello che è un mondo tribale che abbiamo perso, ma che in Europa anche è vissuto e che ha influenzato tantissimo anche la nostra cultura odierna. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, io vi devo salutare, vi ricordo l'appuntamento dalle 5:30 alle 4:30 ogni giovedì per Crossroads e lunedì con i Barbari Eleganti. Io vi saluto e vi ricordo che qui su Radio Libertà la musica non muore mai. Avete ascoltato Crossroads,